un'iniziativa che ha come obiettivo quello di riavvicinare i giovani alla sala e diciamo anche tenendoli stretti. Quello che abbiamo visto è stata una frequentazione dei giovani molto umorale, molto sporadica, legata a dei titoli di loro interesse, a cui però non è seguita un'abitudine di andare al cinema. Quindi questo abbonamento che gli dà la possibilità, con un prezzo molto vantaggioso di 15 euro, di vedere 5 film nell'arco di 5 mesi, vuole vincere questa scommessa di riportarli in sala con frequenza. E quindi l'obiettivo appunto è non solo quello di fargli riscoprire la sala, perché sono, diciamo, quella fascia di potenziale pubblico che non ne conosce il valore, perché sono cresciuti vedendo i film nei loro device a casa, quindi nel cellulare, nel tablet, al computer, e quindi riportarli in sala per, come dire, educarli anche a quel tipo di visione e poi appassionarli in modo che diventino gli spettatori di domani, perché questa è la scommessa con il quale può guarire il cinema, creare un nuovo pubblico di affezionati.